Ora in Giappone, grande successo per il tour dell'Amerigo Vespucci e del Villaggio Italia che promuove il meglio del nostro Made in Italy. Il servizio dell'inviato Nello Rega. Oltre 22.000 metri quadrati del meglio del bel paese, il design che ha fatto la storia della creatività italiana, i vini ricercati in tutto il mondo, la musica che incanta fino all'arte passando per le meraviglie di borghi, città e musei. Il Villaggio Italia è una sorta di expo itinerante che accompagna Nave Vespucci nel suo tour mondiale. Anche in terra nipponica ha superato tutte le aspettative della vigilia. Migliaia e migliaia di persone in fila per ammirare quello che tutto il mondo ci invidia. E all'interno di Villaggio Italia, nella tappa di Tokyo, anche l'arte che taglia le distanze tra due culture diverse mai state così vicine. Il Made in Sicily e l'Enit con l'opera a quattro mani di Hiroyuki, maestro di calligrafia, e Domenico Bosch, ceramista siciliano. Beh, è una cosa straordinaria, praticamente la tecnica che lui ha utilizzato attraverso l'utilizzo di questi inchiostri colorati con la presenza dell'oro, e io praticamente li ho fusi, mi sono fuso con questo attraverso praticamente la tecnica della ceramica artistica, una performance che in un certo qual modo porta due culture, due realtà ad incontrarsi e da qui far venire fuori un lavoro straordinario. Il risultato è un'opera che rappresenta l'incontro tra Oriente e Occidente.